Eder. Mech. Pallister. Io parto da un dato che la giustizia rallentata è sempre giustizia denegata. In vicende poi di morte equivoca e sospetta, in vicende di natura prettamente indiziaria, il tempo e la dilatazione dei tempi non fisiologici non sono mai amici della verità, perché le prove si disperdono, vengono cancellate, vengono inquinate, soprattutto poi quando c'è un battage mediatico legittimo di questa importanza, il ricordo dei testimoni diventa oscillante e quindi quando poi si torna indietro non è poi facile ricominciare, ricostruire e ritrovare quello che si è lasciato. Allora è giusto, è legittimo evitare che ci siano delle vicende che si trascinano come la vicenda Bergamini, come la vicenda Orlandi, tante altre, per tutto questo tempo. Abbiamo bisogno delle risposte perché oggi, proprio oggi, sono 2 anni da quando la Procura firma il decreto di archiviazione. Sono quasi 4 anni dalla scomparsa di Lilli. Io credo che in un sistema come il nostro, con operatori così qualificati, dotati della tecnologia migliore, non riuscire a dire se questa donna si è suicidata oppure qualcosa di diverso, non chi è stato, chi l'ha fatto. La prova generica, cos'è successo? Cos'è successo? Sono tempi che normalmente bastano per fare almeno un processo di primo grado. Ormai casi dove in 4 anni si arriva anche all'appello. Quindi, e questa è una pretesa, credo, legittima da parte di tutti i familiari. Dopo si vedrà quello che è successo. Io sono fermamente convinto che non si tratta di un suicidio e ne ero convinto dall'inizio, cioè da fine febbraio 2022, perché è una scena molto piena di punti interrogativi e nel tempo quel quadro di lesività globalmente lette portano inevitabilmente a pensare a qualcosa di diverso dal suicidio e io di questo ne sono fermamente convinto, soprattutto quando sono intervenuti 3 medici legali che hanno corroborato quello che ha sempre detto il medico legale incaricato dalla difesa di Sebastiano Visintin. Il dottor Barisani sin da subito ha scritto, ha fatto delle note scritte, ha detto delle cose. Man mano questa lesività sono diventate un'addizione, perché non c'è stato il segno meno, ma c'è stato il segno più. Ci sono stati casi ancora più eclatanti. Io mi ricordo il caso Cafasso nella vicenda Marrazzo, dove addirittura si era parlato, dopo un anno la riesumazione, grazie a questa riesumazione, poi ci sta, io l'ho seguito in prima persona. Non deve meravigliare. Sai perché non deve meravigliare? Perché è un'indagine che è nata male. Non c'è assolutamente malafede, perché altrimenti ci saremmo mossi diversamente. C'è stata superficialità. Sai perché? E io ne sono convinto di questo. Per come è stato trattato quel povero cadavere che viene ritrovato il 5 di gennaio, tardo pomeriggio, quasi sera, poi viene portato in obitorio, nessun esame esterno del cadavere in obitorio con delle luci adeguate, niente, e viene riaperto il 10. Buttato lì, ognuno è andato a fare l'epifania e poi questo cadavere con il tempo, perché viene fatta l'8 di gennaio la TAC, ma lei rimane chiusa in quella sacca che la conteneva e il sopralluogo ci parla di operazioni da penna rossa ed è stata trattata male questa indagine. Succede che il 14 sera arriva un marito che dice: io vado d'accordo con mia moglie, sono seriamente preoccupato della sua scomparsa, nella denuncia questo dice. Il giorno successivo spontaneamente si presenta un uomo che dice l'esatto contrario del marito. Queste 2 persone non vengono messe a confronto, non succede nulla, non vengono presi neanche i telefoni di queste 2 persone. Lo dico con difficoltà perché io non amo dare i voti, io ho grosso rispetto per gli inquirenti, per la polizia, ci mancherebbe, grandi professionisti strutturati, però questo è successo. Cioè, dicevi bene, i telefonini di Lilli vengono presi il 22 di dicembre, i telefoni di Sebastiano, di Claudio Sterpini, che io avevo chiesto a marzo 2022 il sequestro del telefonino di Claudio Sterpini, viene rigettata la mia richiesta
non vengono mai sequestrati i telefoni dei due soggetti che sono stati da sempre i protagonisti centrali di questa vicenda. Sono stato io, insieme con la collega Obizzi, a indicare in sede di opposizione successivamente il fatto che Claudio non avesse indicato altri posti dove si incontrava perché da alcune chiavi che noi abbiamo recuperato, che erano nel fascicolo, poi Claudio con grande trasparenza ha detto anche la ragione, ha detto anche il motivo. Questo per dire cosa? Che purtroppo si è partiti in modo rallentato e poi quando bisogna mettere i pezzettini insieme non sempre poi si riesce a fare questo, no? Opera di mosaico. Sui telefoni ci sono queste anomalie. Allora, 8:22 la famosa telefonata con Claudio, che sicuramente c'è stata perché i tabulati telefonici lo attestano. Nel registro chiamate di Lilli non c'è la chiamata, quindi qualcuno l'ha cancellata. Punto importante, chiesto da questo avvocato, capire se è possibile. Se è dopo le 8:40 significa che qualcuno l'ha cancellata dopo. C'è un'altra cosa molto importante sui telefoni, che è questa qua. Nel momento in cui stanno facendo questa rivalutazione dei dati, è venuto fuori che c'è una incongruenza tra i dati contenuti nei tabulati, sia telematico che telefonico, e i dati che sono invece registrati nei log del dispositivo tra le 11:24 del 14 e le 13:06, cioè fondi. Questo attestato dal consulente della procura. Quindi c'è una discrasia, diciamo così, tra quei dati. Alle 10:56 c'è una attivazione della segreteria telefonica, sembra che ci sia il respingimento di una chiamata che secondo il nostro tecnico potrebbe, attenzione, potrebbe, non c'è certezza scientifica, essere anche l'attività di interazione umana di soggetto che respinge. Però queste sono le cose in sede di accertamento. Innanzitutto non è detto che quando hanno sbagliato a fare questo tipo di abbinamento tra il principio attivo, l'aspirina e il paracetamolo, può essere pure che hanno sbagliato il primo termine e non il secondo, perché di errori ne hanno combinati. Poi c'è un dato importante, la tabella di Addobbati, di Addobbati, che è il tossicologo che ha gestito tutto, parla di quantità di questo principio attivo talmente minima, purtroppo le condizioni del cadavere sono talmente compromesse che non consentono di avere, è brutto a dirlo, ma possibilità di avere parti del corpo che consentono di fare. Questo sarà, io sono molto, curioso di vedere come sarà risolto. In un'intercapedine del garage in cui è stata trovata senza vita Pierina Paganelli è stata rinvenuta stamattina una lettera anonima. La forma sgrammaticata e poco comprensibile celava un contenuto narrato in prima persona come se a parlare fosse la stessa Pierina. Una modalità insomma simile a quella che ha reso celebre Fulvio Covalero. Si tratta dell'ennesimo depistaggio? Di certo questa volta sarà difficile attribuire la colpa a Valeria. Il PM procedente ha subito acquisito e messo agli atti la missiva. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.